che ogni giorno sia come una pesca miracolosa. E che bello pescare sospesi su una soffice nuvolata. Serata di grande musica, spettacolo e divertimento, quella di ieri allo Spazio Zenith di San Donà di Piave, che ha ospitato davanti a un folto pubblico lo show di Max Pianta, noto imitatore del cantautore showman Renato Zero, tanto da essere chiamato da Giorgio Panariello nel 2010 per realizzare il video Clonato Zero. Sono state circa 3 ore di esibizione sul palco e tra il pubblico che hanno coinvolto i presenti con i titoli più conosciuti e amati dai sorcini, i fan dell'artista, da Il Triangolo ai Migliori Anni. Max Pianta, come nasce un personaggio così iconico? Diremmo che io sono nato come imitatore, showman, facevo già l'imitazione a 6 anni, in classe con i miei compagni di classe, saltavano la ricreazione per guardarmi, quindi era stato già bellissimo. All'epoca imitavo addirittura Gigi Sabani, quindi non sapevo nemmeno quali fossero i personaggi reali, imitavo lui. Poi a 12 ho vinto un concorso e poi dopo ho lasciato tutto quanto lì per quasi 20 anni facendo dell'altro, e poi a un certo punto qualcuno mi ha fatto capire che era giusto che io mi riprendessi in mano la vita con la mia vocazione che spingeva, e da lì è diventato il mio mestiere, quindi sono 10 anni che vivo di questo. Al di là del Renato Zero cantante, del Renato Zero persona, cosa senti più tuo? Diremmo che il Renato che mi ha conquistato è stato quello quando ha creato l'esercito dei sorcini, e sono stato ovviamente catturato dai suoi trucchi, dalle sue parrucche, dai suoi abiti, ma anche dai suoi brani. Poi la mia voce era affine. Il futuro di Max Pianta cosa intravedi? Mi piacerebbe fare dei brani miei, ma è difficile scrollarmi dal personaggio che faccio, e mi piacerebbe anche fare teatro. Non dimenticatevi,